Ed eccoci, come detto prima, nel nostro spazio informativo dello SPCGL. Renato Bressan, segretario regionale SPCGL Veneto, grazie di essere qui con noi. Il tema di quest'oggi è particolarmente pruriginoso, interessante. Parliamo di redditi e vediamo un po' di capire, in base a questo studio che voi avete condotto, che cosa ne emerge. Se ne è parlato anche tempo addietro, ci sono delle incongruenze, ci sono delle particolarità che ci danno una visione anche del territorio, a volte diversa da quello che uno si può immaginare. Che cos'è questa ricerca e che cosa fa affiorare soprattutto? Sì, intanto delimitiamo ovviamente il campo della nostra azione. Si tratta delle dichiarazioni dei redditi del 2018 afferenti all'anno d'imposta 2017. Sono quelli che sono stati recentemente pubblicati dal Dipartimento delle Finanze, che fa capo al MEF, cioè al Ministero di Economia e Finanza, e quindi, come dire, parliamo di un dato ufficiale. Abbiamo preso in esame, come facciamo ogni anno col nostro Dipartimento, in questo caso le dichiarazioni dei redditi dei Veneti, quindi della Regione Veneto. Poi dopo potremo anche dire che se si va sul nostro sito si potrà trovare quelli di tutte le province e anche quelli di tutti i comuni del Veneto, di tutti i 563, perché facciamo una distribuzione proprio omogenea. Intanto parliamo di quelli regionali, dell'aggregato regionale. Cosa emerge? Il primo dato che emerge è che dalla rianalisi e rielaborazione di questi dati noi aumentiamo in Veneto la nostra base imponibile, cioè la ricchezza prodotta e dichiarata, in questo caso, non quella non dichiarata che pure c'è, ma ovviamente parliamo di quella dichiarata. Aumentiamo di 1 miliardo e 100 milioni circa la base imponibile, quindi dai 72 miliardi e quasi mezzo ai 73 miliardi e 600 milioni circa. Aumentiamo cosa vuol dire? Aumentare vuol dire che noi aumentiamo la dichiarazione dei redditi, come dire, di 1 miliardo e 100 milioni rispetto all'anno precedente. Quindi dal 2016 al 2017 c'è stato un incremento. C'è stato un incremento di una base imponibile sensibile, diciamo. Ecco, quindi non siamo in recessione, insomma, ecco, in Veneto da questo punto di vista. Dopodiché però le note dolenti quali sono? Quando noi scorporiamo questo dato, e cioè lo riclassifichiamo per classi sociali, perché ovviamente quando noi diciamo che abbiamo aumentato la base imponibile non è che abbiamo aumentato i redditi per tutti, c'è chi lo ha aumentato bene, chi, come dire, è rimasto pressoché fermo dal punto di vista del potere d'acquisto e chi invece è tornato indietro. E allora bisogna, come diciamo sempre, guardare, come dire, questi dati scorporandoli. E allora la prima cosa che guardiamo è il reddito medio da lavoro dipendente. Noi ovviamente siamo un sindacato, cerchiamo di tutelare per quello che possiamo fare, dico sempre io, insomma, i miracoli non li fa nessuno, ma questo è il nostro mestiere, dovremmo cercare di tutelare lavoratori dipendenti e pensionati in particolare. Quindi l'ultima fascia che vediamo sotto. Quindi l'ultima fascia del reddito medio da lavoro dipendente, passiamo dai 21.552 del 2016 ai 21.362 reddito medio annuo del lavoro dipendente in Veneto. Non è tanto buono. E questo ovviamente siamo di fronte a una discesa, a un arretramento. Teniamo conto che nel 2017 noi abbiamo avuto un tasso di inflazione dell'1,23. Quindi da questo dato va scorporato anche l'1,23, cioè se nel 2016 prendevo 100 euro e nel 2017 prendevo sempre 100 euro, non è che ho lo stesso potere d'acquisto, nel 2017 è calato perché devo togliere l'1,23, avrei dovuto prendere 101 euro e qualcosa per mantenere lo stesso potere d'acquisto dell'anno prima. Quindi diciamo che qui abbiamo una perdita secca. Perché abbiamo una perdita secca? Per una serie di ragioni. Primo, perché sono aumentati il numero di contribuenti. Quindi il numero di contribuenti da lavoro dipendente è aumentato. Cioè, quindi vuol dire che sono più persone che sono state assunte. Che si dividono la massa reddituale da lavoro dipendente. Quindi se il lato positivo è che ci sono state più assunzioni a un certo punto, quindi meno disoccupati. Abbiamo più lavoratori che dichiarano. Però in proporzione si dividono una massa, come dire, che non è aumentata.
quella massa monetaria, quella ricchezza reddituale non è aumentata, se la dividono tra più soggetti. E questa cosa ovviamente determina un calo medio. Ovviamente non per tutti, perché? Perché anche qui dentro, che noi siamo andati a scorporare, adesso non l'abbiamo mostrato, ma bisogna distinguere tra quelli che sono i contratti a tempo indeterminato e i contratti precari. Noi abbiamo un effetto di questo tipo: da una parte escono, come dire, vanno in quiescenza, cioè in pensione, lavoratori maturi, diciamo, lavoratori che hanno 41, 42, 43 anni di contributi e avevano anche un reddito magari da lavoro dipendente di un certo tipo, avevano maturato, come dire, tutta la loro professionalità, i scatti di anzianità, eccetera, i premi e così via, e quindi erano usciti con un certo reddito. Chi sono entrati? Sono entrati, come dire, lavoratori più giovani che entrano con un ingresso salariale molto più basso, ma soprattutto entrano con forme di lavoro precarie. E quando entrano con forme di lavoro precarie noi siamo di fronte a una discontinuità salariale, perché non lavorano tutto l'anno. Molto spesso i precari, quindi si abbassa per forza. Questo genera anche il problema, come dire, della discontinuità contributiva, e quindi genererà nel tempo, se non mettiamo mano a questo problema, anche un problema pensionistico futuro. Ma restiamo ai redditi, quindi questa cosa qui, diciamo, porta a un abbassamento del reddito medio da lavoro dipendente, penalizza in particolar modo i giovani, ma spesso, ormai sempre più spesso, anche i meno giovani, perché quando perdono un posto di lavoro per trovarlo, come dire, anche i meno giovani fanno più fatica a trovarlo, e se lo trovano a condizioni svantaggiose rispetto allo status che avevano precedentemente. Quindi diciamo che questo dato per noi è un dato preoccupante, ma non è solo un dato preoccupante per noi, e vorrei anche sottolineare che è un dato preoccupante per l'economia in generale. Cioè, se noi abbiamo milioni di persone che perdono potere d'acquisto, vuol dire che noi non teniamo sulla domanda interna. Se non torniamo sulla domanda interna, vuol dire che non muoviamo i consumi. Se non muoviamo i consumi, per un paese, per una regione come la nostra, che in qualche modo, insomma, la parte maggiore della ricchezza che si misura attraverso il prodotto interno lordo si fa sulla domanda interna, non tanto sulla domanda estera, che pure incide, ma incide maggiormente la domanda interna, non teniamo sui consumi, noi siamo in una fase di stagnazione, ed è quella che stiamo vivendo nel nostro paese, un po' meglio il Veneto, ma certamente, come dire, soffriamo, come dire, di un peso che arriva proprio da questi dati qua. E quindi questo è il primo step. Sarebbe interessante poi fare questa ricerca a livello nazionale, perché per capire anche le differenze regionali, nord-sud, eccetera, isole e quant'altro, però intanto c'è un lavorone qui. Esatto. Reddito medio da pensione, e questo è l'altro step, no? Reddito medio da pensione, in questo caso invece, come vediamo, c'è un sensibile aumento. Dovuto a che cosa? Maggiori pensionati hanno approfittato? Qui c'è un doppio effetto che va detto. Allora, il primo riguarda l'accordo che noi abbiamo fatto nel 2016 con il governo di allora. L'accordo che abbiamo fatto è stato l'accordo che ha prodotto cosa? Due cose fondamentali. Il primo, il recupero del potere d'acquisto rispetto agli anni precedenti, dove le pensioni erano state bloccate, come sappiamo, e quindi non erano sufficientemente perequate. Quindi lì abbiamo sbloccato quella situazione, e dal 2017, dal 1° gennaio 2017, e qui si vede l'effetto, come dire, sono state aumentate in maniera sensibile rispetto a quelli che erano gli effetti inflazionistici. Il secondo è stato l'aver alzato il livello del reddito medio che avevano i pensionati fino a 1.000 euro, per farli entrare nella cosiddetta 14ª mensilità. Da 750 euro che erano prima, le abbiamo portato la soglia d'accesso a 1.000 euro, e quindi noi abbiamo avuto un ingresso notevole di pensionati che hanno potuto acquisire la cosiddetta 14ª mensilità, che non è altro un reddito aggiuntivo che va tra i 450 e i 600 euro in un anno, ma che insomma sono altri 50 euro mensili, giusto per capirci, insomma, ecco. E quindi questo è stato il secondo effetto. Il terzo effetto, anche qui, in questo caso, è analogo a quello del lavoro dipendente. Escono, in questo caso non per andare in pensione, ma purtroppo si chiamano pensioni eliminate, sono i decessi, escono pensionati che erano pensionati da tanti anni e quindi avevano pensioni più basse,
perché molti anni fa le pensioni i contributi erano più bassi, dopodiché si sono formate nel tempo pensioni ovviamente adeguate a quelli che erano i contributi e i livelli retributivi che erano decisamente un po' più bassi, ed entrano i nuovi pensionati. I nuovi pensionati arrivano con pensioni decisamente più alte rispetto a allora, e quindi anche questo effetto comporta un aumento, come dire, della pensione media. Quindi passiamo da un anno come il 2015 di 16.442 media a 17.062 del 2017. Ecco, qui va detto che si recupera non solo l'1,23 di inflazione, ma anche qualcosina in più. Quindi qui abbiamo un aumento vero della capacità e del potere d'acquisto di queste pensioni. Poi sappiamo che, come dire, non basta dire questo, anche questo andrebbe disaggregato, perché sappiamo che ad esempio il 50% dei pensionati anche in Veneto non arrivano a 1.000 euro, giusto per capirci. Questo bisogna sempre ricordarlo, giustamente. Reddito medio del lavoro autonomo, comunque in regione, è una regione dove ci sono tante partite IVA, ci sono tanti lavoratori autonomi, artigiani, tantissimi, eccetera. Quindi questi sono quelli che maggiormente hanno goduto di quell'aumento che abbiamo visto, di quel 1.100.000.000 di euro, e come si vede dai 47.000 del 2016 sono passati a 49.000, quindi questi hanno aumentato. Tra l'altro nel 2015, faccio notare, erano a 43.000. Infatti, in 2 anni hanno aumentato praticamente di quasi 6.000 euro, che diciamo non se la passano male, ecco, giusto per questo è perché anche per un aumento delle persone che lavorano autonomamente, perché qui c'è un aumento, come dire, anche qui c'è un aumento sensibile del numero di contribuenti, però qui c'è proprio un aumento della ricchezza. Qui c'è proprio un'attrazione della ricchezza verso il lavoro autonomo a contabilità ordinaria e semplificata, diciamo di non poco conto. Questo però è anche un segnale interessante, perché fa capire un'uscita dalla crisi, perché il lavoro autonomo è quello che in primis ha subito le ripercussioni, ha dovuto lasciare a casa i propri dipendenti, collaboratori, chi ce l'aveva si è ridotto al lumicino, sappiamo aziende che hanno chiuso. E quindi un lavoratore autonomo che un attimo si riprende, che magari ha bisogno di prendersi un collaboratore, eccetera, vuol dire un'economia che in qualche modo si rimuove, perché il lavoratore dipendente è quello che subisce le scosse. L'economia si muove per effetto perché vediamo, ripeto, che la base imponibile aumenta e quindi non diminuisce, abbiamo avuto anni in cui è diminuita la base imponibile, quindi quando aumenta è chiaro che l'economia sta crescendo. Dopodiché ovviamente non si fanno processi aumenti di questo tipo, ci sono. Quello che casomai bisogna analizzare sono i sistemi di redistribuzione della ricchezza. Poi se uno aumenta di più, bene per lui, non è questo il problema. Il problema vero noi ce l'abbiamo, ripeto, sul lavoro dipendente. Quindi qui, come dire, va messo mano ai sistemi redistributivi. Reddito medio dell'imprenditore in contabilità ordinaria. In contabilità ordinaria, quindi anche qui c'è stato un aumento. Beh, oddio, neanche tanto. Qui c'è stato una leggera diminuzione, però, ripeto, è opportuno guardarlo non tanto nel breve periodo, ma nel medio, quindi guardarlo anche rispetto a 2 anni prima. Comunque vediamo che c'è una tenuta e un aumento rispetto a 2 anni prima abbastanza consistente, insomma, ecco, di quasi 3.000 euro. Quindi anche questo è un buon segnale, tutto sommato. Non mi strapperei le vesti, voglio dire, ecco qui, insomma. Reddito medio dell'imprenditore in contabilità semplificata. Sì, le piccole imprese soprattutto, ecco, quindi anche queste aumentano, sono poco sopra al lavoro dipendente, e quindi noi su questo, diciamo, siccome abbiamo dati attraverso il nostro IRES, che è il nostro Istituto Ricerche Economie Sociali, dove ormai riusciamo ad avere misure molto attendibili anche sui livelli di evasione fiscale, cose che stiamo mettendo a disposizione anche degli amministratori locali. Sì, ce li abbiamo quei dati. Ecco, quindi quello che diciamo noi agli amministratori locali: firmate e fate l'accordo, quel patto anti-evasione con l'Agenzia delle Entrate. Quello famoso dei comuni. No? Quello dei comuni, perché non solo perché tutto quello che ricavate dall'evasione fiscale lo tenete nelle vostre casse il 100% per minimo 3 anni. Ma perché, insomma, c'è anche una cultura legata alla fedeltà fiscale che sarebbe opportuno allargare sempre più, perché i tassi di evasione cominciano a aumentare in maniera significativa.
Reddito medio da partecipazione, ovvero? Partecipazioni societarie, quindi come dire soci che fanno parte Anche ovviamente qui c'è di stato un società, aumento rilevante. e quindi quando dividono gli utili diciamo che dividono un buon utile, ecco. Perfetto, quindi anche questo è abbastanza interessante, direi. Andiamo a vedere il confronto redditi sempre del Veneto dell'anno d'imposta 2017, e qui che cosa possiamo vedere in questa grafica? Qui abbiamo voluto fare un confronto tra i due estremi, cioè tutti quelli che stanno dentro ai redditi tra 0 e 15.000 euro e quelli che invece hanno un reddito superiore ai 75.000 euro. Sono le due fasce estreme, diciamo, ecco, delle dichiarazioni. E allora quello che possiamo vedere è che ad esempio tra 0 e 15.000 euro noi abbiamo una massa reddituale dichiarata di 10 miliardi e 200 milioni di euro, che sono esattamente il 13% del reddito complessivo. E dentro qui ci stanno quasi il 39% dei contribuenti. Cioè il 39% dei contribuenti si dividono il 13% del reddito complessivo di quei 73 miliardi che abbiamo visto, e sono 10 miliardi e 200 milioni. Mentre sopra i 75.000 euro noi abbiamo 11 miliardi e mezzo di imponibile, che rappresenta quasi il 15% della massa complessiva, e se la dividono il 2,4% dei contribuenti. E quindi questo è la ritestimonianza che purtroppo questo è il problema vero, perché noi quando sentiamo la Banca Centrale Europea, la Banca d'Italia, l'Istat, eccetera, che da anni ci dicono attenzione perché la maggiore ricchezza prodotta si sposta sempre sui livelli alti e i livelli bassi continuano a perdere. Ecco, questa è la dimostrazione plastica che sta succedendo questa cosa qua, e qui entra in gioco, come dire, quelli che noi chiamiamo i sistemi distributivi, perché qui aumentano le disuguaglianze sociali, qui c'è un danno all'economia vera, ok? Alla fine, alla lunga, prima o dopo, come dire, soffrirai maggiormente, ma il sistema complessivo soffrirà maggiormente. Ma c'è un problema di distribuzione. Come si fa la distribuzione? Si fa con 3 metodi sostanzialmente, ce ne sono tanti, ma 3 sono quelli principali. Il primo riguarda i rinnovi di contratti nazionali, quindi abbiamo aumentato la nostra ricchezza prodotta presso le nostre aziende, nel nostro comparto, i contratti nazionali devono in qualche maniera redistribuire quella maggiore ricchezza, e lo deve fare in maniera equa. Solitamente come si fa? Si fa tra reddito da lavoro, capitale ovviamente per l'imprenditore, e gli investimenti. Ora noi sappiamo che una quota è stata ovviamente data a capitale, perché è giusto che sia così, è stata data una quota agli investimenti, perché dopo anni e anni che abbiamo avuto di difficoltà economica è chiaro che bisogna investire per uscire da questa difficoltà, è stato dato poco al reddito da lavoro dipendente. E quindi, quindi qua ci vuole un riequilibrio che bisogna fare con i contratti nazionali di lavoro. Il secondo sistema riguarda, come dire, l'aspetto tributario, cioè come imponi le tasse a questi redditi. Ecco, allora bisogna fare in modo, e lo diciamo spesso anche ai nostri amministratori locali, non si possono fare aliquote uniche. Molti sono ancora i comuni in Veneto che applicano l'aliquota unica e non esentano i redditi bassi. Allora bisogna fare la progressività, perché se tu applichi un'aliquota unica vuol dire che tratti tutti allo stesso modo, come se tutti fossero oltre i 75.000 euro, ma non è così. Quindi devi, come dire, caricare un'imposta progressiva in maniera tale che cerchi di chiedere poco a chi ha poco e chiedere di più a chi ha di più. Faccio presente che la Regione Veneto applica l'aliquota unica. Applica un'aliquota unica come se tutti avessimo la stessa ricchezza a disposizione. Noi abbiamo fatto un conto: se applicasse la progressività, la Regione Veneto potrebbe ricavare circa 300 milioni di euro in più all'anno nelle casse regionali, con i quali si potrebbero aumentare il numero degli impegnative, adeguare la quota dell'impegnativa che è da 10 anni che è ferma, e fare tante altre cose. Perfetto. Siamo in chiusura, l'ultimo?
E l'ultimo riguarda la distribuzione del welfare, cioè come distribuisco i servizi sociali ai miei cittadini. Ci metto l'ISEE, non ci metto l'ISEE, ci metto la soglia di esenzione, non ce la metto? Ecco, quindi distribuire il welfare con queste attenzioni, quindi con l'ISEE, con le soglie di esenzione eccetera, vuol dire che cerchi di andare incontro e ridurre queste disuguaglianze sociali. Perfetto, siamo in chiusura. Ultimissima domanda ma doverosa. Super Ticket è stato abolito con la quota di 29.000 euro certo. Lordi. Lordi, sì, certo. Ecco, cosa ne pensate? Proprio così. Beh, un passo in avanti, è una di quelle cose che noi ovviamente sapete che stiamo chiedendo da molti anni, l'abolizione integrale del super ticket. La Regione ha fatto questo passo in avanti, ovviamente era auspicato da noi, ci auguriamo che nei prossimi incontri che avremo anche con la Regione, come dire, se ne facciano degli altri. Io lo ripeto, se la Regione il prossimo anno, anziché mantenere l'aliquota unica, fa una progressività adeguata, non come quella che fa l'Emilia, gli diciamo fate come quello che fa la Lombardia, che sono come dire amici e compagni di viaggio, fate quello che fanno in Lombardia e vedrete che recuperete centinaia di migliaia di euro per fare cose buone e giuste per i nostri cittadini. Renato Bressan, grazie mille. Grazie a voi e alla prossima. Non siamo riusciti ad andare sulle province singole, sui comuni, ma è un lavoro immenso. Comunque le diceva sul sito? Sul sito dello SPI del Veneto si trova tutto. Si trova tutto. Quindi per curiosità dateci un'occhiata che può essere interessante in base anche al territorio dove state, dove risiedete. E io vi ringrazio naturalmente lo SPI CGIL di questo momento di approfondimento. Noi andiamo in pubblicità, dopo la pubblicità restate con noi, torniamo in studio con l'altro approfondimento invece.